Non si tratta del bambino che ruba la caramella. Se la macchina si apre, di regola vuol dire che è tua. Ma quando non si apre? Quando non si apre? Chiedi pure alle stelle o alla luna, ma probabilmente la macchina non è tua. Negli ultimi giorni diverse sono le segnalazioni, anche sui social, di cittadini, in particolare dei quartieri di San Bortolo e San Paolo, che lamentano furti di vario genere, bici, televisori, eccetera. Si parla di varie macchine che sono state aperte in via Durando, coinvolta in particolare la zona in prossimità di Ipersop. Qualche giorno prima, vetri di auto rotti in via Guicciardini, lamentano alcuni residenti. Ancora vetri d'auto rotti in via Manzoni. In via Foscolo. In via Machiavelli. In via Ariosto. Davanti alla scuola di via Prati. A volte agiscono addirittura alla luce del sole. Qualche tempo fa tentativi di furto in appartamento in via Peschiera. Entrano dappertutto, vere e proprie razzie, ed i cittadini cominciano ad essere molto preoccupati. Salgono su per le grondaie. E quindi si sta barricati in casa. Varie le proposte dei residenti, svegli a turno di notte per vigilare o ancora predisposizione di telecamere. Si è ventilata anche l'ipotesi ronde.